Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Buonasera Daniele. Buonasera Alessandra, buonasera ai telespettatori a casa. Di cosa parliamo questa sera, Daniele? Di un argomento piuttosto importante che è quello della riforma degli enti locali, un argomento del quale si sta discutendo da parecchio tempo, un argomento che ha fatto insomma qualche mal di pancia. Naturalmente le UTI sembrano tramontate, si va verso il ritorno delle province o verso il ritorno insomma di enti di area vasta che dovrebbero ricalcare quelle province. Questo lo scopriremo nel corso della serata. C'era una volta il Friuli, abbiamo titolato la puntata di questa sera, c'erano una volta le province, ci sono state le UTI. Che cosa ci aspetta per il futuro? Come verrà ridisegnata la geografia di questa regione? Ma soprattutto che cosa cambierà per i cittadini? E soprattutto che cosa cambierà per chi all'interno dei municipi lavora non senza difficoltà, soprattutto nei comuni più piccoli, dove diventa sempre più difficile offrire servizi per i cittadini. Questa sera abbiamo con noi uno di quelli che sono un po' gli artefici di questa riforma e che è l'assessore alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. Grazie per essere qui con noi questa sera, assessore. Buonasera a tutti. E poi abbiamo invitato in studio alcuni sindaci del territorio, cercando appunto di rappresentare per quanto possibile le diverse aree del territorio, anche i diversi colori politici e diverse esperienze per quanto riguarda unioni, condivisioni di servizi tra comuni diversi e rapporti diversi anche con le UTI. Allora li inquadriamo tutti quanti assieme, salutiamoli in gruppo: Marcus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene, Michele Leon, sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Andrea Carli, sindaco di Maniago, Beppino Govetto, sindaco di Pavia di Udine, Enrico Mossenta, sindaco di Pradamano, Massimo Mentil, primo cittadino di Paluzza, e poi per San Daniele del Friuli il sindaco Pietro Valent, Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia, e Francesco Martinez, sindaco di Palmanova. Grazie a tutti quanti per essere venuti qui questa sera. Ci aspettiamo da voi insomma che ci raccontiate come stanno andando le cose nei vostri comuni, quali sensazioni ci sono, e come sempre contiamo anche sulla collaborazione di chi ci segue da casa. Raccontateci che cosa accade nei vostri comuni. Facciamo un piccolo passo indietro, Daniele, andiamo a marzo del 2017. Eravamo in questo studio, anzi io ero in questo studio, tu eri a San Giorgio della Richinvelda con un gruppetto di sindaci. In studio c'era l'allora assessore alle autonomie locali Panontin, con te c'era un gruppetto di sindaci, diciamo così, un po' arrabbiati, qualcuno li ha chiamati sindaci e qualcuno ribelli. è qui questa sera, peraltro. E qualcuno è tornato qui questa sera. Vennero fuori tanti argomenti, tante discussioni. Quella sera a un certo punto Panontin dice: ma insomma, alla gente che si chiamino province, si chiamino UTI, poco interessa probabilmente. Quello che conta per i cittadini, eccoci, qui eravamo nel 2017, quello che conta per i cittadini sono i servizi. Il fatto che un cittadino possa entrare in municipio, in un ufficio del municipio per la compilazione di una carta d'identità, perché ha bisogno di informazioni all'ufficio tecnico, insomma vorrebbe che questo servizio fosse il più efficiente possibile. Sappiamo che molti comuni soffrono per la carenza di personale, sappiamo che molto spesso si innescano anche battaglie tra municipi diversi che si contendono, i segretari comunali o comunque delle figure professionali che sono importanti proprio per lo svolgimento dell'attività nei comuni. Cercheremo di capire. In questi 2 anni abbiamo trattato più volte l'argomento, diciamo, tante volte sono emersi parecchi problemi proprio sui fronti che dicevi tu. Vediamo se questa riforma riuscirà, non dico a cancellare tutti i problemi, ma insomma a limarne almeno alcuni. Andiamo subito dall'assessore perché abbiamo parlato fin troppo questa sera. Partiamo proprio con l'estrema sintesi, lo slogan, poi avremo modo di entrare nel dettaglio. Che cosa cambia? Cambia, intanto se posso solo un secondo, volevo tanto farvi i complimenti per la scelta anche dei sindaci, perché rappresentano un po' tutte le varie tipologie di associazionismo che sono state fatte sul territorio. Abbiamo sindaci che sono reduci da un percorso di fusione, chi ha lavorato con le convenzioni, chi invece ha avuto esperienze di tipo associativo, di esperienza decennale di questo tipo, o chi invece ha recesso nell'ultimo periodo dalle UTI perché ha deciso di andarsene da quel tipo di esperienza.
per i cittadini cosa cambia? Cambia nel senso che prima dicevate di Panontin nel 2017 che i cittadini giustamente interessano i servizi che vengono erogati, le UTI dovevano servire a dare una risposta da questo punto di vista. Negli ultimi 2 anni non abbiamo visto grossi cambiamenti. I comuni che soffrivano perché avevano dei problemi dal punto di vista del personale, perché non riuscivano a garantire dei servizi adeguati, continuano ad avere gli stessi problemi, quindi le UTI evidentemente non hanno risolto quelle tipologie di problemi. Ma cos'è cambiato per il cittadino? Che fino a prima dell'ingresso delle UTI il cittadino poteva arrabbiarsi con il sindaco, oggi non può più nemmeno arrabbiarsi con il sindaco, perché molto spesso con l'introduzione dell'UTI i servizi, le funzioni sono state trasferiti all'unione territoriale e quel sindaco e il consiglio comunale che lo sostiene non ha nemmeno più il potere di incidere su quelle determinate scelte. Io però ho come la sensazione che coi sindaci si arrabbino ancora, che cosa i cittadini comunque bussano. Si arrabbiano comunque, ma i sindaci non possono nemmeno dare la risposta, perché adesso è cambiato qualcosa con già gli aggiustamenti che abbiamo fatto alla legge al 26 a dicembre dell'anno scorso, ma fino a prima di quelle modifiche l'obbligo c'era su determinate funzioni, quelle funzioni non venivano più svolte direttamente dal comune ma dall'UTI, e quel sindaco non aveva nemmeno tanto la possibilità di incidere sulle scelte, sull'erogazione di quel determinato servizio. Andiamo a sentirli subito i sindaci, partiamo da chi ha il microfono, in prima fila Leon. Allora spieghiamo un attimino per chi ci sta seguendo da casa qual è l'esperienza fatta da San Giorgio della Richinvelda per quanto riguarda UTI, non UTI, e qual è la situazione oggi per quanto riguarda il personale, quindi il funzionamento del municipio. Beh, alcuni anni fa ci trovavamo proprio collegati da San Giorgio della Richinvelda per manifestare quello che era il malumore che avevamo di fronte a una riforma che c'era stata imposta dall'alto e che in realtà ci dava delle scadenze, delle date, e dovevamo praticamente eseguire quello che la Regione aveva scelto. Io ho fatto una scelta importante lo scorso anno, siamo usciti dall'UTI, da un gruppo di sindaci che si incontravano una volta ogni tanto, dove mancava però la voglia di condividere. In realtà eravamo semplicemente un raggruppamento attraverso un perimetro, quindi siamo usciti dall'UTI anche perché abbiamo visto che comunque il presidente dell'UTI, che era il sindaco del comune più grande, ha fatto fondamentalmente nell'ultima ripartizione di risorse un po' gli interessi propri, che è quello che è successo. E ricordiamo anche di che UTI facevate sì, parte, perché come li chiamavamo parte... l'altra volta, ti ricordi Sandra, si nominavano per UTI ormai, no? Esatto, noi facevamo parte dell'UTI Tagliamento, che praticamente raggruppava i comuni di quella dorsale. Abbiamo fatto la scelta di uscire appunto dall'UTI, condivisa da tutto il Consiglio Comunale, perché sono convinto che i cittadini eleggono il sindaco e il sindaco sia il loro rappresentante. Quanti dipendenti ha il vostro comune? Oggi il comune sta bene, oggi siamo arrivati a 14, ma quando... 14 è un buon numero. 14 è un buonissimo numero. Numeri. Un buonissimo numero, noi eravamo rimasti in 7 e da lì infatti avevamo fatto una battaglia e una lotta anche proprio con l'assessore Panontin, tant'è che il tutto è partito da quel biglietto che io avevo affisso sul comune. I documenti ve li rilascia Panontin o la Serracchiani, perché non avevo nessuno, ero rimasto senza dipendenti. Il primo servizio dipendenti. andato in sofferenza qual è stato? Beh, il primo è stato il servizio tecnico, poi è andata in sofferenza la ragioneria e l'ultimo è stato appunto l'ufficio demografico e anagrafe, dove non c'era più nessuno. Oggi pian piano abbiamo ricostruito, anche grazie, e mi sento di dirlo, la solidarietà ricevuta dai sindaci, perché tra sindaci ci comprendiamo. Questo è un altro aspetto importante del quale parleremo sicuramente. Andiamo nella fila dietro un attimo per raccontare un'altra esperienza. Qual è quest'altra esperienza? Sempre per UTI. Aquileia. Funziona? Funziona, sì. Sì. Aquileia, io sono sindaco da 4 mesi in realtà. E subito avevamo già deciso, insomma, di uscire dal concetto di unione territoriale agroaquileiese, quindi anche che dava il nome effettivamente all'unione territoriale, perché avevamo vissuto in realtà proprio di riflesso quello che era il cambiamento di questa riforma, che non aveva lasciato autonomia effettivamente ai comuni di scelta. Questa è la cosa fondamentale. È vero che l'agroaquileiese ha una sorta di tradizione di collaborazione fra i comuni, questo è vero,
Ed era una cosa che funzionava, perché nell'Agro Aquileiese esisteva l'associazione intercomunale cermignanese, che funzionava. Dopodiché sono arrivate le UTI e tutto si è disfatto. Questa è una cosa che noi abbiamo raccolto soprattutto dagli uffici, perché è vero che gli amministratori hanno i problemi, ma poi dobbiamo confrontarci con chi lavora tutti i giorni all'interno degli uffici e che ci riportano quelle che sono le grandi difficoltà. E quindi abbiamo preso questo momento anche per cercare di rivedere quelle che sono effettivamente le priorità del nostro territorio, per cercare di avere una visione verso il futuro. Ecco, che cosa si aspetta lei da questo futuro? Ma una cosa che mi è piaciuta della prima lettura, insomma, della stesura della legge è sicuramente quella di scegliere un pochettino quelle che sono anche i comuni che sono più simili a te, voglio dire, per cercare di creare delle unioni territoriali. Noi siamo un comune particolare, Aquileia è un piccolo comune, se intendiamo dal punto di vista amministrativo, perché sono 3.500 abitanti, però ha una pressione diciamo, turistica molto alta, che è confermata dalle presenze ed è confermata da quelli che sono gli arrivi sul territorio. Allora, chiedo scusa, torneremo poi a parlare di Aquileia. Facciamo arrivare il microfono al sindaco di Pradamano, Mossenta, così ecco, sentiamo un'altra voce. Come stanno le cose nel suo comune? Sicuramente è un comune che gode di discreta salute, godeva prima dell'ingresso nell'UTI del Friuli Centrale, gode tuttora, siamo ancora nell'UTI del Friuli Centrale, rimarremo fino alla fine sicuramente, siamo l'UTI che gestisce tutte le scuole della provincia di Udine, questo è un impegno gravoso sicuramente, lo gestiamo con la metà dei dipendenti che prima aveva a disposizione la provincia, con tutte le difficoltà del caso. Per quanto riguarda la riforma, perché le UTI in teoria sono morte da almeno 1 anno e mezzo, moriranno ufficialmente fra un altro anno, 2 anni di agonia saranno, 2 anni lunghissimi di agonia, però oggi come oggi noi ci troviamo a discutere facendo così il verso a una trasmissione del mercoledì, insomma a chi l'ha vista la riforma. Chi l'ha vista la riforma, perché qui non si tratta di una grande riforma, si tratta di tornare a quello che è il testo unico degli enti locali, o poco vicino, o non ci manca molto a rivedere lo stesso. Per di più vengono mantenute le unioni per la carne, per la montagna, si chiameranno comunità, ma in realtà rimangono delle unioni, quindi le UTI in realtà in qualche modo, in qualche luogo, in qualche modo funzionano e sono necessarie. Mi sembra più che stiamo ritornando al passato, è un ritornare al passato, ritornare a una riforma ante Jacob, la legge del 2006, in cui ogni comune è libero di aggregarsi o di unirsi con chi? Secondo quale logica, secondo quale direttiva, secondo quale solitudine e quindi secondo quale carenza e miseria, poi se si tratta di comuni soprattutto piccoli. Il comune di Pradamano ha 3.700 abitanti, gode di buona salute, sicuramente anche dal punto di vista dei dipendenti. Quanti sono nel vostro comune? Sono 15 dipendenti attuali più i 2 o 3 che torneranno a casa a seguito della chiusura dell'UTI del Friuli Centrale, quindi da qui a 1 anno se non prima. E sicuramente godiamo di una discreta salute anche di carattere organizzativo. Penso che l'unione rappresentava e la condivisione con gli altri comuni rappresentava un elemento necessario per obbligare, e lo dico sinceramente, obbligare i sindaci a ragionare per area vasta, per risolvere i problemi che non sono quelli di Pradamano, ma sono quelli che si trascinano dalla città di Udine, sono quelli che si riversano sul comune a sud di Pradamano, che è Pavia di Udine, qui c'è qui anche il sindaco, e quindi sul quale bisogna ragionare in una maniera di un'altra natura, che non è quella del semplice sindaco che si convenziona col vicino di casa. Allora, abbiamo intanto sentito le prime esperienze, 2 comuni usciti dall'UTI, un altro comune che ci rimarrà fino a quando sarà possibile. Adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi con l'assessore cominceremo a scendere un po' più nel dettaglio concretamente di questa riforma. A tra poco.
Eccoci di nuovo insieme con Elettroshock. Ci scrive un telespettatore scherzando: manca il sindaco di Udine, se no si poteva parlare di rifiuti questa sera. Riferimento ci dà anche il titolo per la prossima puntata. Beh, insomma, sicuramente torneremo a parlare anche di rifiuti. Il riferimento è al porta a porta che tanto sta facendo discutere in queste giornate a Udine. Il tema però questa sera è un altro. Vogliamo creare strumenti e apportare dei correttivi a quelli esistenti per dare la massima libertà ai sindaci di amministrare il proprio territorio. Nessuna volontà di imporre nulla dall'alto e pochi paletti. Uno di questi sarà il principio: una testa, un voto, per fare in modo che i comuni più grandi non sovrastino quelli più piccoli. Queste sono sue dichiarazioni, sì. Assessore. Beh, ma già adesso ascoltavo il primo giro degli interventi dei sindaci e già sentendo questi primi interventi emergono chiaramente due posizioni molto diverse, molto distanti, entrambe legittime ma molto distanti tra loro. C'è chi antepone il tema dell'autonomia del sindaco che viene eletto dai propri cittadini per poter governare un territorio come meglio crede, quindi in quel caso è della visione che oggettivamente abbiamo sposato e abbiamo deciso di sposare, e in questo caso la Regione ha il compito di fare cosa? Di creare degli strumenti da mettere a disposizione. C'è chi invece in modo del tutto legittimo, altrettanto legittimo, dice no, io voglio la Regione che metta anche degli obblighi e che mi dica cosa devo fare. Questa è una visione che noi non condividiamo. Dopo io provocatoriamente ad altri sindaci che hanno sostenuto una tesi del genere ho detto: allora ditemi che obblighi volete e obbligo soltanto voi a fare esattamente quelle cose. Ma era una provocazione, chiaramente. Dal mio punto di vista è un concetto sbagliato. Io sono stato eletto in consiglio regionale, poi ho dato le dimissioni, sono entrato in giunta, ma sono stato eletto per fare una determinata attività, per fare programmazione, per fare le leggi. Il sindaco è stato eletto per amministrare il territorio. Ognuno faccia il suo. Io mi preoccupo di fornire degli strumenti normativi, poi sta il sindaco individuare qual è la soluzione migliore per gestire la macchina comunale, erogare i servizi con delle condizioni che ovviamente devono essere messe a disposizione dalla Regione. Prima si parlava del tema del personale, che è un tema diverso da questa primo DDL. Io ho sempre detto, quando ho fatto gli incontri, che la riforma non è una riforma, perché ci sono talmente tanti aspetti da toccare sulla vita dei comuni, a partire dal problema del personale, dei rapporti finanziari con lo Stato, della carenza dei segretari comunali, dei metodi e dei criteri per cui un comune si associa, e infine quello delle funzioni, dove andiamo invece al tema dell'area vasta. Solo un appunto devo fare riguardo a quello che è stato detto dal sindaco Mossenta, ma per specificare soltanto una cosa. Ripeto, è legittimo e condivisibile tutto, condivisibile no, ma legittimo tutto, ognuno può avere le sue posizioni. Non confondiamo però il ruolo delle UTI, perché le UTI non hanno mai fatto politiche d'area vasta, non c'è mai stato nulla di area vasta nelle UTI, ad eccezione di quella che è l'attività dell'UTI Friuli Centrale, esattamente come quella degli altri capoluoghi di provincia, dove c'è il tema dell'edilizia scolastica, ma tutti gli altri servizi e tutte le altre funzioni che venivano gestite attraverso l'UTI sono tutte quante funzioni comunali, non d'area vasta. Se vogliamo dire che c'era qualcosa di area vasta, dovremmo parlare delle concertazioni, dove si prevedeva appunto che la Regione finanzia degli interventi concertati in qualche modo tra i sindaci. Però sappiamo che quella non è realmente politica d'area vasta, perché quando un gruppo di sindaci si mette d'accordo e dice spartisco le risorse un po' a uno, un po' all'altro, perché questo era un po' il criterio tante volte è emerso dalle concertazioni, non è politica d'area vasta. E posso andare oltre dicendo: se vogliamo veramente fare una concertazione dove ci sono delle politiche d'area vasta, basta che faccio un bando e dico 10 sindaci mi presentano una proposta con la firma sottoscritta da tutte e io finanzio quell'intervento, quindi a prescindere dall'UTI stessa. Dunque cambia il principio di base. Noi vogliamo, prima c'era una regione che diceva, voleva dei sindaci, e giustamente è stato usato un termine corretto, dei funzionari della regione, quindi la regione dispone che il sindaco debba fare così, così, colà, altrimenti viene punito, altrimenti ci sono dei tagli sui trasferimenti, altrimenti non può assumere personale perché c'è il blocco degli spazi, altrimenti no. Deve fare per forza. Oggi c'è una regione che mette a disposizione e dice al sindaco: caro mio, tu ti sei presentato davanti agli elettori, hai voluto mettere la faccia, sei stato scelto dagli elettori, è una grandissima responsabilità, noi ti diamo tutti gli strumenti, ora vai. E gli unici che potranno dire se hai fatto bene o hai fatto male non saranno
non sarà qualche assessore o qualche presidente in Piazza Unità a Trieste o in via Sabellini a Udine, ma saranno i cittadini di quel comune che dovranno decidere se effettivamente ha operato delle scelte corrette oppure no, perché poteva fare meglio. Beh, su questo insomma, le elezioni comunali penso resisteranno comunque, quindi insomma, dovranno sempre i sindaci presentarsi di fronte ai propri cittadini. Volevo sentire Martinez, il sindaco di Palmanova, su questo. Si riconosce in questa visione, in questo quadro che ha tratteggiato l'assessore, ovvero sindaci che fanno quello che viene imposto dall'alto? No, il problema che pone Roberti dice che siete liberi, no, di organizzarvi, e questa riforma parla solo di mettere insieme, mettere in rete servizi e funzioni, non parla di concertazione, non parla di attività di area vasta. Direi che l'obiettivo, o meno l'ambizione che aveva l'ultima, che aveva anche la legge Jacob con le Aster, era quello di creare sistema, fare sistema non solo per mettere insieme funzioni e servizi, ma anche per creare una cultura di territorio, di lavorare insieme per poter fare scelte di territorio comprensoriali. Questo anche per efficientare un po' anche quello che sono l'impiego di risorse sul territorio dove ci troviamo oggi come oggi, ognuno ha il suo campo sportivo, ognuno ha la sua palestra, ognuno ha le sue strutture che spesso... Ma da quello che avveniva prima dove si diceva voi dovete mettervi insieme, voi per forza, ad avere la libertà, cosa cambia? Non è meglio? Io pongo un problema, ma l'assessore lo sa. Io vedo problemi nella praticabilità, nell'applicazione di queste norme, perché dire siete liberi di fare e poi non ci sono né incentivi per poter aggregarsi, né ci sono i problemi personali, quindi il problema anche di poter gestire forme aggregative, questo sicuramente limita quella che può essere l'applicabilità e il senso di libertà che noi potremo avere. Questo lo limita. Allora, l'assessore dice sul personale noi faremo qualcosa in futuro, no? Ma intanto vediamo la libertà. Il problema dell'incentivo, è vero, legge Jacob, tanti soldi spesi, non hanno portato grandi cose. Però se io devo cominciare ad aggregarmi, a fare comunità, intanto farò comunità con una massa critica di comuni. Io non immagino comunità di 2 piccoli comuni che si mettono, perché devo creare una struttura che deve gestire, ha prestazione giuridica. Questo, quando io metto in piedi una struttura, prima di avere efficientemente, avere risparmi, mi ci vuole un po' di tempo. Perché poi io come comune dico Palmanova, al limite, io ho 34 dipendenti, no? Io potrei anche vivere da solo, perché di fatto ho una struttura burocratica che mi permette anche di non affacciarmi alla finestra e guardare il territorio. Però io sono per le politiche territoriali. Io vorrei immaginare in futuro, lo sa Zorino, lo sanno, io nell'agropugliese mi sono battuto per i subambiti, perché io ritengo che le forme organizzative per funzioni e servizi devono avere dimensioni che sono gestibili e controllabili. Se noi mettiamo insieme 20 comuni che vogliono mettere insieme tutti i servizi, non funziona perché è ingestibile la cosa. Allora io immagino una realtà come il Palmarino e 10 comuni che può mettere insieme. Vorrei però avere anche gli strumenti per poter fare una politica per investimenti anche comprensoriali, dove ci permette di efficientare la spesa, di non litigare l'un l'altro e crearsi piano piano una cultura dello stare insieme per un domani magari fare scelte anche più forti in termini di aggregazione. Andiamo a sentire un comune più piccolo, Paluzza, per capire come vanno le cose da voi. No, al di là che io non mi sono mai sentito assessore anche con la riforma dell'ultimo funzionario della regione, ho sempre fatto il sindaco, continuo a farlo con grande passione e con grande disponibilità al territorio, al di là delle riforme che vengono attuate, perché credo che le riforme, chi le sostiene e chi le contrasta, poi vadano a beneficio o a discapito se sono riforme buone o meno buone. Quindi credo che per fare una riforma degli enti locali non debba essere ogni governo regionale che cambia a mettere nelle condizioni i sindaci, le amministrazioni di avere quel timore e una preoccupazione di avere un momento di smarrimento e non sapere dove andare a parare. E questa è la prima riflessione che magari è banale, però di fatto secondo me quando il legislatore prende in mano una riforma o prende in mano l'ambizione di fare una riforma, tante volte la fa a prescindere perché bisogna comunque smantellare un sistema che c'era prima e che magari andava solamente migliorato o modificato per creare poi l'efficienza o l'efficacia dello strumento stesso. A Paluzza noi come comune siamo il comune terzo quarto della Carnia più o meno.
Abbiamo aderito all'UTI della Carnia fin da subito, siamo comunque aderenti all'UTI e andremo, come è stato già detto da qualche mio collega, fino alla fine della vita dell'UTI. Abbiamo prodotto però come Carnia un documento che credo l'assessore abbia ricevuto, unitario, di 28 sindaci, anche quelli che non avevano aderito all'UTI, quindi avevano contrastato con i ricorsi, non aderendo all'UTI subito, un documento per autodeterminarci, perché la storia della comunità montana della Carnia nasce nel 1946, la prima comunità carnica. Quindi avevamo una possibilità di utilizzare anche lo strumento UTI come doveva essere utilizzato per il beneficio del territorio, perché noi poi con qualsiasi riforma andiamo comunque a gestire un territorio e una comunità col territorio, che non è banale. Quanti in dipendenti, montagna chiedo scusa, è al suo difficile. comune? Il mio comune ha 15 dipendenti effettivi. Mi tolga una curiosità, l'ufficio tecnico, quante ore apre alla settimana, Ecco, per l'ufficio esempio? tecnico apre le 2 volte alla settimana. 2 giorni alla 2 giorni alla settimana. settimana, c'è ampia disponibilità ovviamente dei dipendenti a ricevere anche su appuntamento professionisti, ma il problema dell'ufficio tecnico, per esempio, è stato un problema che deriva dai pensionamenti del terremoto, no? Degli assunti Quello è un al altro terremoto. tema. E noi siamo stati 2 anni con un dipendente nelle opere pubbliche. Poi adesso siamo andati a regime perché siamo riusciti a fare i concorsi, grazie all'UTI anche, e abbiamo assunto le 2 persone che sono andate a coprire poi la pianta organica. Ma quello che dico in qualche modo su una riflessione che non vuole essere tanto approfondita, perché il disegno di legge andrà sicuramente approfondito nelle sue parti, ci saranno le sedi preposte come il CAL dove si ragionerà sulla proposta di legge nuova, ma non si può pensare a uno strumento di riforma innovativo quando si torna in qualche maniera a ritroso nel tempo, riprendendo schemi che erano legati al recente passato o al passato. Se noi abbiamo un impianto costituzionale, un'architettura costituzionale che prima andava verso la semplificazione con comune, UTI, regione, adesso ne abbiamo qualcuna in più. Quindi secondo me, ma è una preoccupazione, non è nessuna forma di giudizio definitivo, ma una preoccupazione è quella di aver, con la complessità dei passaggi anche burocratici e amministrativi, delle procedure, dei procedimenti, con la carenza di competenze che sono state perse nel tempo, poter avere comunque un'architettura istituzionale che va a complicarsi invece che a semplificarsi. Questa è un'altra delle riflessioni che mi vengono così Allora adesso distinto. ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo dall'assessore anche per sentire qual è l'idea sulla montagna, insomma tornano le comunità montane Anche probabilmente. avrei piacere di far capire un paio di passaggi anche rispetto alle sollecitazioni che sono arrivate con gli ultimi interventi. Ci Lo fermiamo facciamo, e ripartiamo da qui. assolutamente. Pubblicità. Di nuovo insieme con Elettroshock per parlare di riforma o controriforma degli enti locali. Ci scrive Mauro: buonasera, vivo a Pordenone, ma vi chiedo, ora che non ci sono più le province, cosa devo scrivere quando ad esempio compilo un qualsiasi modulo anagrafico alla voce provincia? Allora, leggiamo questo messaggio che può sembrare una provocazione, però per esempio Daniele, io e te siamo quella generazione cresciuta che quando faceva i viaggi in autostrada e aveva davanti delle macchine si divertiva a indovinare qual era la provincia, studiavamo la geografia anche attraverso le targhe delle macchine. Che succede, assessore, adesso? Succede che le rifacciamo. Quindi saremo tutti più forti in geografia, ok? Siete già preparati, partite già preparati sulla geografia Per della cui regione i 4 Friuli-Venezia enti, Giulia. adesso poi andrà a rispondere anche alle questioni che erano in sospeso, però i 4 enti di area vasta Nascono già ritorneranno. con questo primo DDL, nasce una prima bozza di quello che sarà l'ente d'area vasta che poi andremo a riempire di contenuti con successive leggi e trasformandolo in quell'ente elettivo che noi vogliamo. Che si chiamerà? Questo è il problema minore, non mi appassionano i nomi. È che area vasta, Ma intanto lo chiamiamo così. Io ho detto già al Presidente che voglio che il nome lo scelga lui, quindi ok. arriverà, gli ho chiesto di presentare l'emendamento in aula per il nome, quindi se lo starà studiando lui. No, dicevo, tornando a quello che dicevano prima i sindaci, sono 2 aspetti da cercare di capire. Sindaco Martinez, ma ne avevamo già affrontato questo discorso sia all'ANCI e poi quando ci siamo incontrati ad una riunione di sindaci del Palmarino,
chiede appunto che venga riconosciuto in qualche modo un incentivo di carattere economico per chi fa una comunità. Vi devo dire la verità, dal mio punto di vista potrebbe essere anche semplice dire una cosa del genere. Se io avessi l'obiettivo di far vedere che è una riforma che funziona e che quindi nascono comunità un po' ovunque, potrei semplicemente finanziare. Ci metto un sacco di soldi, come è stato fatto con le Aster o come è stato fatto con le UTI, ci metto un sacco di soldi che automaticamente vuol dire penalizzare chi sta fuori, questo deve essere chiaro, e nascono le comunità. L'obiettivo non è questo, non è coprire tutto il territorio con delle comunità. Il mio sogno, il mio disegno, il mio ideale è che il sindaco Martinez si trovi con i 10 sindaci con cui storicamente collabora e si faccia semplicemente due conti. Se faccio la comunità, i servizi che da solo mi costano 100, domani in comunità mi costeranno 90 o 110. Se costano 110 non li faccio in comunità. Se costano 90 mi conviene, faccio la comunità e quei 10 che mi avanzano li utilizzo per darli al proloco del paese, per fare la festa per finanziare l'associazione, per dare una mano all'associazione sportiva che ha il campo da gestire, eccetera. Quello è l'obiettivo. Cioè l'obiettivo non è far contento l'assessore di turno facendo dimostrare che una riforma funziona, ma dare delle risposte ai territori. Poi sta ai sindaci che hanno in mano i conti, che hanno in mano le ragionerie, che sanno come devono gestire il proprio territorio, capire se vogliono, se preferiscono o se è conveniente, perché magari con quel gruppo di 10 comuni la funzione di polizia locale conviene e la funzione ragioneria no, o il contrario. Quando dicevo che la regione prima voleva dei funzionari, torno a ribadire il concetto. Nel momento in cui ho una norma che mi dice che quella funzione, quell'altra funzione, entro questa data in modo obbligatorio devono star dentro, io in realtà obbligo il sindaco a fare delle scelte che non sono di competenza della regione, sono di competenza del sindaco. Allora abbiamo il nostro Daniele, proprio... chiedo scusa Assessore, che entra in studio e ci aiuta a introdurre un tema. Sì, ho portato non lo rimandiamo a scuola, no, non anche lo se rimandiamo. ci tornerei molto volentieri. Devo preoccuparmi? Però No, questo no, zaino l'aveva toccato prima leggermente, insomma si parla di edilizia scolastica e di scuole. Insomma, questo forse è l'abbiamo già cuore, sentito, no? da alcuni di quella che è la sindaci. funzione più importante. Sappiamo che l'edilizia scolastica, soprattutto per gli istituti superiori, è passata in gestione alle UTI, insomma quelle dove c'era il capoluogo di provincia. Queste funzioni adesso torneranno alla regione momentaneamente per poi essere rilanciate all'ente di area vasta, cioè chi si deve occupare di queste Purtroppo scuole? sull'edilizia scolastica è stato fatto uno dei più grandi pasticci, nel senso che quando le province sono state soppresse, sono state trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio all'interno delle UTI in cui insistono i comuni capoluogo. Questo ha generato dei problemi mostruosi perché contestualmente hanno soppresso le province e il personale, come sapete, 1 migliaio di persone circa, si è trasferito in regione, quindi personale in meno sugli enti locali. Oggi abbiamo delle UTI al collasso che non riescono a seguire perché non hanno più il personale che seguiva e soprattutto non hanno più gli uffici di staff, le ragionerie, gli uffici tecnici, un ufficio che si occupi dei contratti e delle gare. E soprattutto stanno emergendo delle situazioni molto gravi perché in questo momento stanno venendo fuori tutte le certificazioni antisismiche che stanno dimostrando. Lì ci vanno i nostri ragazzi con allora, i genitori, qual è? sono preoccupati. L'idea qual è? L'idea di affrontarlo con un provvedimento d'emergenza. Il provvedimento d'emergenza si riallaccia poi a quello che è il nostro disegno futuro, quindi creare questi 4 subenti regionali con un commissario, quindi le persone che in questo momento si occupano di edilizia scolastica rimarrebbero esattamente sulla stessa scrivania, cambiando semplicemente contratto, ma avremmo la possibilità di fare cosa? Di affiancargli una parte di quelle 900 che sono transitate in regione, perché basterebbe cambiarle d'ufficio e rimetterle a fare magari quello che facevano 1 anno e mezzo fa. Ecco, nelle province. È un altro... E in più avremo la possibilità di affiancargli ulteriore personale della regione. No, avete detto solo un commissario. Quanto dovrebbe durare in carica questo commissario in attesa che arrivi chi poi? Perché si sa che i commissari ovviamente arrivano, ma nel poi... momento, questa è in questo l'emergenza, DDL, diciamo. In questo DDL c'è il primo avvio di quell'ente. Creiamo una scatola per affrontare un'emergenza. Nel momento in cui la scatola si crea per affrontare l'emergenza, si inizia il percorso per farlo diventare ente elettivo e si trasferiscono non per norma con le scadenze come era previsto nell'UTI, ma quando siamo pronti noi come regione a cederle e quando l'ente è pronto per accoglierle, si trasferiscono tutte le altre funzioni che devono sparire dalla regione Friuli Venezia Giulia, che non sono
sono le funzioni che le province avevano fino al giorno prima della chiusura. Sono e dovranno essere molto di più, perché in questo momento abbiamo una regione che fa troppe cose e purtroppo non riesce a farle bene perché non sono i compiti istituzionali della regione. E allora di edilizia scolastica si occupava prima la provincia e abbiamo in studio questa sera un sindaco che è stato anche assessore provinciale a Udine. Quindi diamo la parola a Peppino Govetto per affrontare questo tema che appunto riguarda tutte le famiglie. I genitori vogliono sapere i loro figli al sicuro e possibilmente anche in scuole decorose. Ecco. Sì, sicuramente la provincia ha seguito con molta attenzione l'edilizia scolastica. Io mi ricordo che assieme all'assessore competente che era Teghil eravamo quotidianamente quasi presenti nelle scuole a verificare lo stato delle scuole, a verificare i problemi che c'erano da un punto di vista strutturale o anche della manutenzione ordinaria, proprio perché c'era la consapevolezza che la formazione e l'educazione dei nostri giovani, come dire, è fondamentale, no, per il futuro della società, anche perché una provincia grande come quella di Udine andava in pratica con scuole presenti a Tarvisio, il Bachmann, fino a Lignano, no, con l'istituto turistico, quindi c'era una competenza che veramente variava su un numero di plessi scolastici enorme e quindi anche gli impegni economici e gli impegni a livello di personale erano impegni notevolissimi. Io credo che adesso effettivamente, avendo concentrato le competenze dell'edilizia scolastica sull'UTI udinese, quindi abbia creato sicuramente dei problemi a livello di scuole. E io sono anche un insegnante e devo dire che questi problemi si notano in realtà, anche perché, come dire, seguire da vicino le scuole vuol dire strutturare gli uffici in un certo modo e dare ai dipendenti un certo metodo di lavoro che non è così immediato. Non è così proprio, no, voglio dire, da subito uno riesce a cogliere e quindi è importante secondo me che questa funzione venga ridata a un ente della vasta proprio perché abbia uno sguardo d'insieme anche sulle scuole. Ecco. Ecco, a fianco a lei c'è Marcus Maurmaier, sindaco di Valvasone Arzene, che è stato anche lui un assessore provinciale a suo tempo, si occupava di turismo, però insomma ha vissuto quelle che sono le funzioni da amministratore della provincia. Un ritorno possibile a un ente di area vasta con quelle funzioni, anche di più probabilmente, come ci diceva l'assessore prima, la convince? Diciamo che ho molte perplessità rispetto a una questione, cioè come arrivarci. Lo dico onestamente perché credo che il percorso fatto dalla precedente amministrazione regionale ha messo veramente incardinato dei tasselli tali per cui non sarà semplice. Ecco, io questo so che l'assessore si sta confrontando con un tema difficile perché innanzitutto il personale che è passato dalle province è andato in regione è difficile riuscire a riportarlo indietro se non mantenendo un livello, diciamo, una responsabilità analoga a quella che hanno acquisito in questo momento. E poi le risorse sono poche anche dal punto di vista economico perché comunque viviamo in una fase nella quale c'è una riduzione dei trasferimenti anche da parte dello Stato e quindi credo che sarà una sfida difficile. Poi sul fatto che possono avere una loro funzionalità, credo che l'abbiano dimostrato in passato perché sicuramente c'erano delle realtà che erano gestite come le strade piuttosto che le scuole che avevano sicuramente una miglior gestione rispetto a quello che abbiamo visto attraverso il passaggio alla regione, ma questo perché se si vuole perseguire la vulgata della neocentralità della regione di Trieste rispetto, dico Trieste come ente regionale rispetto al territorio, è chiaro che si allontana il controllo da parte dei cittadini e quindi accade quello che vediamo anche oggi, perché onestamente anche adesso noi vediamo che insomma la situazione ad esempio delle strade provinciali è ancora in grave difficoltà, l'erba è alta in molte parti del nostro territorio e il problema delle scuole sicuramente rimane, quindi qualcosa dovrà essere fatto. Io sono più dell'idea che bisognerebbe forse trasferire maggiori risorse agli enti locali, ai comuni, perché in questi anni io sono 20 anni che sono all'interno dell'amministrazione comunale e posso testimoniare che nel giro di 20 anni abbiamo visto una drastica riduzione delle risorse, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista del personale. Ecco, lei è stato protagonista anche di un altro miracolo, se possiamo così definire, visto quello che poi è successo nel resto della regione, cioè la fusione di due comuni, Valvasone e Arzene appunto. Perché non è riuscita la regione o gli altri comuni non sono riusciti a replicare
quella che per voi è stata comunque un'esperienza positiva? Beh, diciamo che ogni fusione, ogni percorso di fusione ha una propria storia. Su questo secondo me c'è innanzitutto una difficoltà da parte della politica a fare sintesi, perché il più delle volte è capitato, a parte ruoli invertiti, il sindaco che proponeva la fusione magari centro-sinistra e l'opposizione centro-destra trovava gli argomenti dell'identità per in qualche modo fomentare la contrarietà da parte della popolazione, e viceversa ho visto amministratori di centrodestra proporre la fusione e l'opposizione centro-sinistra andarci Tanto contro. per dire, lì Faccio non sono l'esempio di serviti Codroipo, neanche gli giusto per incentivi, non hanno funzionato nemmeno gli incentivi economici che c'erano, no? No, ma sicuramente c'è una contrarietà di fondo all'interno della cittadinanza che in qualche modo dovrebbe essere superata. Nel nostro caso noi ci siamo riusciti, lo ricordo, dopo 2 percorsi di fusione, perché il primo è stato C'era anche San Martino. cassato da parte dei cittadini di San Martino, il secondo dopo 10 mesi è stato voluto dall'86% della popolazione. Il percorso delle fusioni veramente è difficile farlo partendo dal basso, perché ci sarà sempre qualcuno che obietterà rispetto alla perdita dell'identità, rispetto al fatto che il comune chiuderà, e questo chiaramente è un qualcosa che purtroppo è difficile da contrastare, anche se abbiamo dimostrato con i numeri. Noi abbiamo ridotto il personale di 4 unità nel percorso dei 5 anni che ci hanno visto finora arrivare col nuovo comune, abbiamo ridotto la pressione fiscale in modo anche permanente. I numeri sono stati tutto sommato positivi. Assessore, le fusioni le proverete a incentivare oppure le date per una partita persa? No, ritorno al principio della piena autonomia dei territori. Noi richiamiamo nel DDL che andiamo a presentare anche il percorso delle fusioni. Eliminiamo una parte di incentivazioni che sono quelle che io chiamavo la sponsorizzazione della fusione. Fino a prima cosa succedeva? Passava la delibera in consiglio comunale, i consigli comunali approvavano il percorso di fusione, la Regione Friuli-Venezia Giulia era autorizzata già a pagare per promuovere il referendum, per convincere la popolazione a dire di sì alla fusione. Ecco, questo lo riteniamo sbagliato, perché crediamo che la Regione Friuli-Venezia Giulia è sempre per l'autonomia del territorio. Credo che un percorso di fusione debba essere condiviso prima di tutto con la popolazione e la Regione non ha il diritto di mettersi in mezzo. Nel momento in cui invece anche il referendum va bene, ne siamo felici e contenti, e abbiamo conservato tutti quelli che sono invece gli incentivi per quello che chiamiamo lo start-up del nuovo ente che viene a nascere. Allora, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità. Quando rientriamo andiamo a parlare di altre 2 realtà, così diamo voce anche agli altri sindaci ospiti, il sindaco di Maniago Carli e il sindaco di San Daniele. Questo ci darà l'opportunità di parlare di comunità montane, e poi c'è anche l'esperienza della comunità collinare del Friuli, che è insomma un'esperienza sulla quale una riflessione vale la pena di farla. A tra poco. E allora eccoci nuovamente in studio con Elettroshock. Andiamo dal sindaco di San Daniele. L'esperienza della comunità del Friuli Collinare insomma, è stata un'esperienza sicuramente molto interessante. Con l'avvento delle UTI molto è cambiato sul territorio. Allora sindaco, raccontiamo il com'era e il com'è. Il com'era, c'era una comunità collinare, c'è ancora una comunità collinare che ha oltre 50 anni, una comunità di comuni, di enti che volontariamente si sono messi assieme. Oggi siamo in 15. Cosa è successo con la riforma delle UTI? Con la riforma delle UTI quello che era un'assemblea dove le decisioni venivano sempre prese all'unanimità ha iniziato a sfilacciarsi, tant'è che proprio la trasformazione del consorzio comunità collinare in UTI non è avvenuta perché 6 comuni hanno votato a favore, 8 comuni hanno votato contro, un comune non ha mai preso decisione. Io che ero all'opposizione, non ero sindaco quella volta, dall'opposizione, assieme a un gruppetto di maggioranza che stava in Consiglio Comunale San Daniele, abbiamo fatto in modo che San Daniele, pur avendo un sindaco di centrosinistra, non aderisse alla trasformazione della comunità collinare in UTI, e quindi facendo questo abbiamo, secondo noi, salvato la comunità collinare. E dico salvato la comunità collinare perché? Perché proprio recentemente, quindi sul finire del 2018, l'assemblea della comunità collinare, e quindi un territorio dove è coesistita una UTI con 6 comuni e una comunità collinare con tutti e 15 comuni, soltanto spogliata delle funzioni. Bene, quell'assemblea in maniera unitaria, in maniera compatta, ha votato un documento
che si intitola Valent Chiarvesio, dal nome dei 2 sindaci che l'hanno proposto e scritto, dove tutti i 15 sindaci, centrodestra, centrosinistra, civici, hanno chiesto alla Regione, che ha accolto per quanto ne sappiamo e per quanto ci ha illustrato l'assessore Roberti, ha chiesto di riconoscere questa libera associazione di comuni e di fornirgli gli strumenti per poter tornare a fare le funzioni, per esercitare le funzioni storiche e tutte quelle altre funzioni che liberamente i comuni potessero o volessero affidare alla comunità collinare. Secondo lei ci sono le condizioni per poter ricostruire una realtà che appunto prima funzionava e vedeva tanti comuni vicini oppure no? Ma direi assolutamente di sì, ma non si ricostruisce. La Regione ci ha già detto che accoglie la proposta votata all'unanimità dai 15 sindaci, quindi un gruppo di comuni che nel mezzo della riforma, nel mezzo di questa nuova proposta di riforma, prima che venisse presentata ha chiesto alla Regione: noi desideriamo liberamente fare questo. La Regione ci ha detto di sì e questo non può che far felici tutti quanti noi e dimostra come dei comuni, degli enti possono volontariamente e liberamente stare assieme. Noi abbiamo un ospedale in comune, abbiamo una scuola superiore in comune, abbiamo una rete del gas ancora in comune di proprietà, abbiamo un patrimonio importante, abbiamo il servizio della cultura ad esempio che è coordinato con tutti i 15 comuni della Collinare più un 16° comune che è quello di Casacco. Assessore, questa esperienza? È un'esperienza che è stata tenuta in considerazione nel DDL che è stato presentato in giunta, c'è un capitolo riservato alla comunità collinare anche perché in particolare, a differenza di tante altre esperienze associative presenti sul territorio, la comunità collinare dispone anche di un patrimonio consistente che è un patrimonio indiviso di tutti e 15 i comuni che va tutelato, tra cui un patrimonio anche di pregio, perché parliamo anche di opere architettoniche di una certa rilevanza. C'è stata ci sono stati più incontri, più lettere, più documenti spediti dalla comunità collinare e ci tengo a precisare, l'ha ricordato il sindaco Valent, ma davvero all'unanimità, c'era una condivisione di intenti totale, a prescindere dal colore politico da una parte all'altra, di riconoscere in qualche modo, in un modo specifico, quell'esperienza. Abbiamo voluto riconoscerla anche perché abbiamo la giustificazione dovuta al fatto che c'è un patrimonio da salvaguardare e quindi ci sarà per norma la comunità collinare che diventerà il nuovo soggetto che prenderà l'eredità da una parte dell'UTI per quelle funzioni rimaste e dall'altra parte del consorzio diventando un unico soggetto. Come si chiamerà? Se posso questo chiederlo? dipende da loro. Ah, ok, allora va bene, sull'area vasta decide Federica, sulla comunità. No, vabbè, è chiaro che i sindaci che decidono certo. i sindaci che decidono, allora io il nome, prima ho detto che non mi interessa il nome dell'area vasta, ma semplicemente perché non voglio dirlo, perché spetta al presidente. Per quanto riguarda le comunità, per quanto riguarda le comunità, invece è un nome, io non mi affeziono ai nomi, davvero, però in questo caso davvero il nome comunità sta a significare, oltre a richiamare delle esperienze associative sul territorio regionale, penso alle comunità montane, penso alla comunità collinare, o extraregionali, penso alle comunità di Vallata in Trentino, è un nome che rappresenta un po' quello che è lo spirito della norma, cioè stai insieme non perché c'è qualcuno che te lo dice, stai insieme perché ti senti una comunità, perché ti senti un'unica comunità. In quel caso, nella comunità collinare, c'era quello spirito già di base, perché è un'esperienza che parte 50 anni fa. I sindaci ne sono cambiati a decine, eppure quell'esperienza continua ancora e c'è ancora quella volontà di collaborare insieme. Ma perché? Perché evidentemente ci si sente un'unica comunità, ma soprattutto ci sono comuni che hanno delle caratteristiche simili e quindi è più facile mettere a rete dei sistemi. Vedete, quando il raffronto che si fa, anche il fatto di dire non devo obbligare nessuno ma devo lasciare libera scelta, quando tu prepari uno stampino uguale per tutto il territorio e lo replichi 18 volte, non potrai mai fare qualcosa di giusto, perché quello che va bene per San Daniele e per la comunità collinare non è detto che vada bene per Trieste, per Udine, per Pordenone o per la montagna. Ogni sindaco per questo deve scegliersi il suo modello di riferimento, perché i territori sono diversi. Ci riempiamo la bocca e continuiamo a dire, giustamente, che la nostra è una regione speciale sotto tutti i punti di vista, perché con 1.200.000 abitanti riusciamo ad avere un terzo di territorio montano, riusciamo ad avere la pianura, riusciamo ad avere il mare, città grandi e comuni piccolissimi, riusciamo ad avere minoranze linguistiche sul friulano, il tedesco, lo sloveno,
E poi cosa facciamo? Con tutte queste differenze creiamo un unico soggetto uguale e lo replichiamo su tutto il territorio. Non potrà mai funzionare. Non può funzionare e la soluzione qual è? Dare la possibilità ai sindaci di decidere. E allora un altro sindaco, lo sentiamo, ci spostiamo nelle valli, nelle Dolomiti Friulane, da Andrea Carli, sindaco di Maniago, anche presidente parliamo di dell'UTE. montagna. Parliamo anche di montagna, ma di un'esperienza che tutto sommato è funzionata, oltre 20 comuni che si sono messi insieme. Insomma, Carli, l'esperienza UTI, insomma, tramonta, credo lei la lasci a malincuore, ecco, da quello che avevate messo in piedi lassù. Beh, diciamo che l'esperienza dell'Unione Territoriale Intercomunale è stata l'ultima di una serie di esperienze. Io sono amministratore dal 2012, quindi sono nato con la legge Garlatti, avevamo già preparato lo statuto, eravamo già pronti per partire, questo ovviamente quando la giunta era guidata da Renzo Tondo, quindi questo a testimoniare che per il nostro territorio era importante il valore dello stare insieme come luogo di confronto e anche come luogo per un pensiero in prospettiva per le nostre comunità. Siamo stati interrotti perché poi è stata affrontata la tematica relativa all'introduzione delle UTI. Nel frattempo, prima che partissero le UTI, abbiamo sperimentato un'associazione intercomunale a 15, dove abbiamo vissuto in prima persona il problema della gestione del personale che continua a far parte di ciascun rispettivo municipio e quindi la gestione diventa molto difficile. Abbiamo affrontato con grande impegno e non come un obbligo l'esperienza dell'Unione, creando anche dei momenti di riflessione non solo fra amministratori ma anche all'interno della comunità, per creare anche un progetto di sviluppo che fosse realmente partecipato e creando quindi tanti progetti, perché adesso la sfida vera sarà quella di realizzarli, perché la nostra Unione ha in campo 130 progetti che sono stati finanziati, siamo riusciti anche a raccogliere una grande quantità di fondi. Non tutto è andato bene perché comunque 20 teste sono tante, cambiano anche gli amministratori, però la fiducia rimane nel momento in cui c'è un ragionamento in prospettiva. C'è qui l'elemento importante nel quale io scongiuro tutti gli amministratori regionali del prossimo futuro è valutate proprio l'importanza di avere una continuità nell'azione amministrativa. Noi sindaci non possiamo più, uso un termine forte, sopportare cambiamenti repentini ogni 5 anni, perché questo vuol dire mettere in crisi il rapporto con i dipendenti, il rapporto con la popolazione e ripartire ogni volta è una grande fatica. E questo diventa ancora diciamo, più importante nel momento in cui si preannuncia una riforma e quindi prima ancora che termini l'esperienza delle unioni, già questa si è praticamente immobilizzata in attesa di un qualcosa che ovviamente dovrà avvenire nel corso dei prossimi anni. Vorrei dire un'altra cosa importante. Secondo me si è creato in questi anni anche un falso mito, io l'ho sentito in qualche intervento questa sera, ma anche e soprattutto in tanti altri ragionamenti. Sindaci che si lamentavano della impossibilità di assumere a causa delle UTI. Noi dobbiamo essere onesti con noi stessi e dire che il problema grosso che c'è stato per tutti gli amministratori, fuori e dentro le unioni, è stato un fenomeno, diciamo, di carattere demografico dei dipendenti pubblici regionali. È andata in pensione una massa di gente talmente grande che, uti o non uti, i comuni si sono ritrovati completamente svuotati. La nostra unione ha creato, grazie al fatto dello stare insieme, un gran numero di concorsi che ha consentito di fornire la soluzione a taluni comuni che erano andati in crisi. Ancora non l'abbiamo risolto. Io credo che lo stare insieme sia un valore. Concordo con l'assessore che debba essere uno stare insieme volontario e non obbligato. Per cui gli faccio i complimenti perché la prima vera riforma importante che ha fatto l'assessore Roberti è stata quella di levare l'obbligatorietà. Dopodiché sul resto staremo a vedere. Ecco, allora intanto i complimenti li ha incassati, su quanto invece poneva il tema Carli, e cioè questi progetti che sono stati finanziati e che hanno in capo, che cosa ne accadrà? Allora, in questi giorni, come penso anche il sindaco Carli sappia, i miei uffici stanno incontrando un po' tutti i direttori e segretari delle UTI per capire esattamente la domanda che stanno facendo. È molto semplice: se domani ti chiudo l'UTI dimmi cosa succede, quindi per affrontare singolarmente i vari problemi che si verrebbero a creare sulle 18 UTI. Quindi
quindi ci saranno tutta una serie di norme transitorie che andranno a regolare questi rapporti per evitare appunto che vengano dispersi magari progetti già cantierabili che avranno ancora un iter lungo, anche perché le ultime concertazioni riguardano ormai l'annualità, le ultime passate riguardano l'annualità fino al 2021, quindi abbiamo dei cantieri che dovranno andare avanti. Nelle norme transitorie, io capisco, già con il sindaco Carli ne avevamo parlato in occasione dell'assemblea UNCEM, credo, quando aveva fatto l'intervento dicendo proprio così un po' anche dello scoramento che hanno i sindaci sul fatto che in pochi anni ogni amministrazione regionale ci ha provato con una riforma degli enti locali che poi puntualmente è fallita. È ovvio che ogni assessore alle autonomie locali, ogni presidente che si è presentato poi ha dovuto amministrare la regione si è insediato con l'ambizione di poter fare un progetto che duri anche dopo la legislatura. Questo è chiaro che è il sogno di tutti. Noi abbiamo cercato di fare uno sforzo in più, prima di tutto. Lo sforzo è stato quello di condividere il più possibile con il territorio e questo penso sia dobbiate tutti quanti riconoscerlo, nel senso che per 1 anno e mezzo sostanzialmente siamo stati in silenzio ad ascoltare soltanto, ricevendo pacchi di carte dall'ANCI, dall'UNCEM, dai sindaci, dai territori, dalla Collinare, da tutti. Abbiamo cercato di raccogliere quelle che erano le indicazioni. Crediamo che qualsiasi riforma non possa funzionare se non c'è una condivisione sul territorio. L'abbiamo fatto con le forze politiche. Le UTI sono state calate dall'alto e questo è oggettivo. Noi abbiamo girato il testo del DDL prima ancora di portarlo in giunta alle forze d'opposizione, non alla maggioranza, alle forze d'opposizione. Abbiamo cercato di condividerla con il mondo intero. Prima di andare in Consiglio delle Autonomie Locali incontreremo i sindacati, cerchiamo di fare una riforma che davvero venga condivisa da tutte le persone, da tutti i soggetti interessati. Ma un appunto, perché è stato sollevato più volte il tema appunto della continuità, se peccato, muore tutto. La norma prevede in questo momento che se uno si ritrova in un UTI e vuole continuare questa esperienza, i comuni dicono vogliamo trasformarci perché ci trovavamo tanto bene qua, vogliamo continuare con la nostra esperienza, l'UTI è stato la migliore di tutte le riforme, può farlo. Chiede la trasformazione e deve semplicemente adeguare lo statuto, cambiare il nome, cambiare il modello di governance e può continuare con quelle esperienze. Allora, se lo vogliono, continuano. Ci stanno arrivando diversi messaggi che vanno più o meno tutti nella stessa direzione, perciò mandiamo la pubblicità, poi affrontiamo questa questione. Ci scrive ad esempio Paolo di Pavia di Udine, che saluta il sindaco Beppino Govetto, dice: la vera emergenza è la mancanza di personale nei comuni. Quale soluzione a questo problema? Ne parleremo, perché poi altri messaggi ci parlano appunto di mobilità, di turnover, passaggio da provincia a regione e da regione a comune, insomma è un tema che ci viene segnalato da più parti. Prima di lanciare la pubblicità, il messaggio di Enco da Premariacco che dice: complimenti a tutti i sindaci a prescindere dal loro schieramento per l'impegno che ci mettono quotidianamente nell'aiutare le loro comunità, nell'aiutare i cittadini. Insomma, ci sentiamo questo sicuramente di condividerlo. Le loro comunità, ha detto le loro comunità. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. E allora eccoci di nuovo insieme con Elettroshock. Ci sono arrivati diversi messaggi che puntano tutti su un tema, la questione del personale nei comuni. Chiaramente poi i cittadini, quando entrano in municipio e vedono che ci sono uffici vuoti e magari solo per poche ore nell'arco della settimana possono ottenere risposte specifiche alle loro esigenze, questa carenza la avvertono. Ci scrivono ad esempio: i piccoli comuni snobbati dai comuni che non hanno esigenza di fare convenzioni assieme, senza incentivi, come faranno a sopravvivere? Non è che i piccoli comuni chiuderanno per morte naturale, ci scrivono. E poi appunto la questione personale, mobilità, turnover. L'abbiamo sentito dire da diversi sindaci: noi nei nostri municipi abbiamo tante scrivanie vuote con dipendenti che devono spostarsi da un ufficio all'altro
all'altro per la normale amministrazione, e poi in regione invece mancano le sedie per tutte le persone che ci sono. Questa, detta proprio in soldoni, è la considerazione che abbiamo sentito fare tante volte. Si può riequilibrare questa situazione? Ne parlavamo prima, quando è stata presa una scelta politica purtroppo nel 2017, si è permesso a 900 dipendenti, oltre 900 dipendenti delle province, di passare dalle province alla regione Friuli Venezia Giulia. Ormai quella è una scelta irrevocabile, perché non è che sposti le persone come pacchetti, ovviamente, stanno in regione dove oltretutto hanno un trattamento economico superiore rispetto a quello degli enti locali, quindi sarebbe alquanto improbabile potergli dire torna nel comune e prendi di meno. Purtroppo quella è un'eredità pesante che ci troviamo ad affrontare. I primi provvedimenti quali sono stati? Sono stati per esempio quelli di cominciare a cedere spazi assunzionali della regione, quindi noi ci stiamo autoimponendo un parziale blocco del turnover del personale, assumendo meno rispetto a quanti vanno in pensione per poter cedere spazi assunzionali, ma soprattutto c'è un intervento legislativo che andrà in aula oltretutto in Consiglio regionale alla fine di questo mese, alla fine di ottobre, il 28 di ottobre, che riguarda il sistema integrato Friuli Venezia Giulia, per superare quello che è l'ostacolo dei tetti di spesa sul personale che hanno in questo momento i comuni. Quello rientrava nell'accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente Fedriga con il Ministro Tria. Oggi noi lo facciamo diventare norma di legge, poi in stabilità stabiliremo qual è il tetto, quel valore, ma questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che la Regione potrà privarsi di personale abbassando il proprio tetto, facendo aumentare per esempio i tetti di spesa dei comuni che in questo momento non hanno la possibilità di assumere. Bene, quindi Posso di fatto, però un appunto, ricordiamoci che questo la Regione può agire dal punto di vista normativo, questo non risolve il problema del personale nei comuni, perché noi l'abbiamo visto e lo stiamo purtroppo vedendo non soltanto nei comuni piccolissimi o magari in zone più disagiate, penso alla montagna, ma anche in comuni molto più grandi dove ormai fare un concorso non vuol dire automaticamente trovarsi la fila di persone che vengono a cercare e che vengono a partecipare, perché questo purtroppo è quello che sta avvenendo. Abbiamo più volte visto esperienze di comuni che hanno bandito concorsi e il concorso è andato deserto, non si è presentato nessuno. Questo ma è un ci problema saranno serio. nuovi concorsi? Perché era appunto No, ma di concorsi, proprio, dei concorsi ne stiamo facendo. Oltretutto la Regione sta bandendo anche il concorso per il comparto, cioè quel concorso fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ma con delle graduatorie messe a disposizione per gli enti. Quindi gli enti potranno attingere direttamente da quella graduatoria. Cioè un concorso fatto sulle indicazioni che sono arrivate dal territorio e verrà bandito entro la fine di quest'anno. Poi bisogna sempre capire se uno partecipa a questo concorso e vuole andare a finire da una parte o dall'altra, magari aspetta il momento giusto per poter andare a finire in regione o nel comune grande dove desidera andare. Il nostro Daniele Micheluzzi è uscito ed è tornato. Sì, intanto sono andato a prendere le carte d'identità perché questo è un problema naturalmente tra i più sentiti delle persone, dei cittadini. Hai trovato l'ufficio aperto a quest'ora? No, ho trovato chiuso, naturalmente. Vabbè, insomma, e poi ho fatto normale. anche un po' di lavoro di giardinaggio, ci siamo presi avanti, perché? Perché la manutenzione sulle strade, Leone sa qualcosa perché è stato anche lì uno dei primi a fare un po' di baccano su questo, non è più come quella di un tempo. No. E quando i cittadini arrivano ad un incrocio e c'è l'erba alta 1 metro e non riescono a vedere chi passa da una parte all'altra, non vanno in regione, non vanno dall'assessore, ma molto probabilmente vanno a lamentarsi con i signori che abbiamo qui in studio, perché la manutenzione del verde è un'altra delle questioni che appunto improvvisamente è esplosa. Eravamo abituati ad avere delle strade ben curate e all'improvviso, insomma... Quando c'erano le province. Quando c'è, però... Perché si chiamino province, comunità, insomma le persone vogliono trovare l'ufficio anagrafe aperto e le strade. Noi abbiamo, a me segnalano 2 emergenze. La prima è quella sull'edilizia scolastica, per quanto riguarda le funzioni che prima erano della provincia. Una dell'edilizia scolastica e una appunto la manutenzione delle strade ex provinciali. Poi è chiaro che capisco questo è un problema serio, che va affrontato, poi è chiaro che se io devo far partire un ente nuovo con un'emergenza vera e devo avere una priorità, ovviamente, con tutto il rispetto per l'erba alta, devo pensare prima alle scuole che cadono a pezzi. Attenzione però perché l'erba alta è anche sinonimo di pericolo stradale. No, certamente, ma noi in questo momento abbiamo delle scuole a rischio chiusura e questo è il dramma. Noi stiamo rischiando di dover chiudere delle scuole perché hanno dei problemi seri. Dobbiamo affrontare un'emergenza, ma vi dirò di più, sulla manutenzione, sulla gestione delle strade ex provinciali,
Ci sarà un ulteriore incontro con FVG Strade e con i sindacati per capire se ci sono i margini per pensare al trasferimento anche della quella funzione da subito, a patto che non pregiudichi la piena attività sull'edilizia scolastica, perché ripeto, quella è la mia preoccupazione principale. E questa è la situazione. Io direi di sentire anche ancora un po' di voci di sindaci, insomma. Siccome non abbiamo ancora moltissimo tempo a disposizione, ecco, suggerirei a tutti i sindaci di concentrarsi su un paio di indicazioni, segnalazioni da rivolgere all'assessore, visto che insomma... Allora io direi che possiamo partire, insomma. Assolutamente sì. Cominciamo da Michele Leon, sindaco di San Giorgio della Richenfelder. Sì, io sono particolarmente felice che ci sia un ritorno, insomma, ad un ente intermedio, al di là del nome che esso avrà, e spero proprio che questo ente possa diventare un service anche per i comuni, perché i comuni entrano in una situazione di difficoltà non nell'erogare i servizi fondamentali ai cittadini, ma magari quando il personale manca, non abbiamo le competenze e forse non abbiamo neanche quell'esperienza pregressa che serve per poter fare i concorsi. Quindi io mi auguro che questo ente possa diventare appunto un ente attento alle esigenze dei vari comuni che gravitano attorno a quel territorio e poter gestire ovviamente i bandi affinché i comuni possano attingere immediatamente e risolvere con tempestività e celerità a quelle che sono le carenze dovute ai pensionamenti o ai trasferimenti del personale. Ecco, questa è la speranza ovviamente che abbiamo per questo nuovo ente. Allora andiamo dal sindaco di San Daniele, così facciamo questo primo giro rapido, prego. Telegraficamente, allora, grazie all'assessore Roberti a nome di tutti i 15 sindaci della comunità collinare per aver accolto le nostre richieste. Sulla provincia, a titolo personale, quindi da sindaco di San Daniele, dico bene che si torni a costituire la provincia e assolutamente sì che sia elettiva, perché è giusto e doveroso che le persone si mettano a disposizione della comunità, vengano elette e poi rispondano con la propria responsabilità ai propri cittadini. Si diceva prima dell'erba alta, di queste problematiche che ci sono, i sindaci tutti, anche l'ascoltatore che ringraziava i sindaci evidentemente lo sa, sono presenti sul territorio, quindi quando c'è un problema sono lì a mostrare la faccia. E questo serve anche in un ente di area vasta, perché ha in mano delle decisioni e delle gestioni di servizi molto molto importanti per le nostre comunità. Allora, prima di continuare a sentire le voci degli altri sindaci, ci fermiamo per la pubblicità. E allora, ultimi minuti con Elettroshock, ripartiamo a sentire le voci dei sindaci, quella di Mossenta, sindaco di Pradamano, che più volte però l'ho visto scuotere la testa mentre parlava l'assessore Roberti. Cos'è che facciamo una battuta semplice. Anni fa venne approvata all'unanimità in Consiglio regionale l'abrogazione delle province. Oggi ritornano le province. Qualcuno è uscito e si è all'unanimità. Questo era il modello verso il quale si stava andando. Le leggi legate all'Aster, le leggi Garlatti legate a Tondo, le leggi De Lutti legate alla Serracchiani, se volete, vanno verso una semplificazione degli organi. Comune, un'unione, regione. Oggi invece avremo comune in comunità, comune convenzionato, provincia, o come dir si voglia, regione. Aumentiamo quelli che sono l'organizzazione istituzionale. Poi i livelli vedremo come funzioneranno. Questo penso sia un elemento. Il secondo elemento che ci tenevo a dire era quello legato alle scuole. Non è vero che il problema delle scuole nasce con l'UTI, gestito dall'UTI di Friuli Centrale, perché il problema della sismicità, antisismicità delle scuole è un problema del 2012, quando è entrata in vigore una nuova normativa legata a quello. E dal 2012 le province hanno avuto tempo, come hanno fatto tantissimi comuni, compreso quello di Pradamano, di preparare gli studi, presentare domande di contributo al Ministero e all'Unione Europea, ma nulla hanno fatto. E ora arriva il problema sull'UTI del Friuli Centrale, che chiederà alla Regione, chiaramente non ce li avrà a disposizione perché mi parano un po' esagerati, circa una 70 di milioni di euro solo per le scuole della provincia di Udine. Capiamo che sono moltissimi. Ma un suggerimento, visto che prima era stato sollecitato, che lascerei all'assessore è quello di, lo so che non le piace, ma l'obbligo perché i comuni in determinate aree, riprendiamo pure quelli degli ambiti, si ritrovino per programmare il proprio territorio, penso sia una cosa fondamentale. Aprire il centro commerciale sul mio confine per rubare il cliente del comune vicino, aprire l'industria dove l'altro comune invece ha una zona residenziale, discutere di trasporto pubblico locale, discutere di viabilità
le macchine le dobbiamo fermare a Pradamano, a Martignacco, non quando sono andate dentro la città, e quindi trovare quei modelli è necessario farlo dando delle funzioni quasi obbligatorie, altrimenti ognuno continuerà a pensare, come ha fatto per 30 anni, solamente ed esclusivamente al proprio piccolo confine e al proprio piccolo interesse. Quello è lo sforzo degli amministratori per il futuro. Andiamo dal sindaco di Paluzza. Due questioni finali. Allora, la prima riguarda l'obbligatorietà. Ci sono regioni vicine a noi, Trentino Alto Adige, Statuto speciale, che pone l'obbligatorietà delle funzioni fino a 5.000 abitanti. In Austria, io ho seguito la provincia di Hermagor, dal 1973 c'erano 17 municipalità, per legge sono diventate piano piano fino ai giorni nostri 6 o 7, adesso non ricordo bene, però ho seguito, e lì non ha fatto, e lì è stato per legge per obbligatorietà, quindi non sempre l'obbligatorietà è un deterrente allo stare insieme, anzi può essere un incentivo, ma deve essere un cambiamento culturale secondo me degli amministratori che vanno nella direzione di gestire il territorio assieme, indipendentemente dai momenti di legge privi o obbligatori. Quindi secondo me quello è potrebbe essere nell'immaginario collettivo una versione che impatta molto sulle persone, ma di fatto poi nella concretezza potrebbe essere limitativo. La seconda questione, e questa è una richiesta che faccio, è ragioniamo sulla necessità dei segretari comunali, perché entro la fine del 2019, il primo semestre 2020, da quello che so io in Carnia, avremo molti pensionamenti. Dovremo capire come fare, perché nel mio caso, come nel caso dei colleghi sindaci, penso anche di quelli presenti questa sera, ma in Carnia noi firmiamo tutto, noi siamo PO di tutto. E anche questo sicuramente e questo un tema dei segretari comunali è una questione Proseguiamo importante. perché Andiamo veloci, se no non riusciamo a volevo fare. solo... Io allora, intanto è vero che ci fu l'unanimità nel 2014, ma erano 33 su 48 dei consiglieri regionali presenti in consiglio, perché 15 non parteciparono a quel voto, quindi ci fu l'unanimità, ma non tutti parteciparono. A me piacerebbe un segnale, invece, per quanto riguarda un suggerimento, che è quello di dare maggiori risorse al territorio, ai comuni in particolare, partendo da un caso, che è quello dei fondi per la cultura e per lo sport, che sono stati tolti dalle province, sono stati presi tutti quanti da parte della regione. Basterebbe una norma anche nella prossima finanziaria che ridia ai comuni quelle risorse. Ci sono le tabelle che ci possono già dire quante risorse ciascun comune riceveva per associazioni. Sarebbe bello, ecco, come segnale proprio di questa attenzione, di questa devoluzione verso il basso, che quelle risorse che adesso sono gestite dall'assessorato alla cultura e allo sport, che fossero date direttamente ai comuni. I comuni hanno i propri bandi e potrebbero aiutare direttamente tutte quelle piccole proloco, le associazioni, che in questo momento con i grandi bandi che danno tanti soldi a poche realtà sono che piangono, e che vediamo veramente l'asfissia del volontariato, che poi è il presupposto per un'altra cosa, e dopo passo il microfono, che è quello del cercare di dare maggior valore al ruolo degli amministratori locali, anche facendo una riflessione sulla parte delle indennità dei sindaci che da tanto tempo sono bloccate. Govetto. Condivido appieno quello che ha detto il mio collega poc'anzi riguardo ai trasferimenti ai comuni delle risorse, riguardo a cultura e sport. E dico che per quel che mi riguarda, per quel che riguarda Pavia di Udine, l'autonomia è bella, è importante poter pensare al proprio futuro, poter programmare il proprio futuro, ma credo sia, almeno percepisco io, sta come dire, crescendo la voglia di condividere certe funzioni, di condividere certe progettualità. Io non chiedo alla Regione incentivi di carattere economico, ma qualora ci siano comuni che vogliano fra di loro collaborare, quindi mettere insieme certe funzioni, di suggerire dei modelli. Questo credo potrebbe essere importante, aiutarli a individuare i modelli per condividere certe funzioni. Andiamo dal sindaco di Aquileia. Allora, la riforma ci sarà e quindi di conseguenza siamo d'accordo che un nuovo modello di riorganizzazione serve. Non lo dico io sicuramente, l'ho visto all'interno dell'Assemblea dei Sindaci, nello scoramento, nell'affrontare comunque quelle che sono le problematiche effettive dell'amministrazione. Sicuramente il discorso del trasferimento maggiore ai comuni è un tema, questo sicuramente bisogna porre un'attenzione ben precisa su questa cosa.
Ma c'è un'altra cosa che qualche collega prima ha detto. Il mio segretario comunale appena insediato mi ha messo lo spauracchio dei tetti di spesa e dei tetti del personale. Sicuramente far valere l'autonomia in questo senso è una sfida del futuro che va oltre la riforma sicuramente, ma su cui effettivamente io inviterei la Regione a riflettere molto bene. Tornando solo un istante sul discorso agroaquileiese, prima si faceva una battuta con Martinez, ci sono comuni che sono più affini effettivamente anche come visione, no? Aquileia è un paese turistico e le problematiche di Aquileia sono forse più simili a quelle di Palmanova, Cividale, di Grado, e quindi di conseguenza la riforma vince in questo senso perché fa incontrare i comuni su funzioni che devono essere sviluppate anche in un piano di sviluppo futuro. Martinez. Io pongo un problema, l'ho già posto all'assessore, sul problema della conterminità, cioè comuni contermini, perché io ritengo che quello sia un elemento fondamentale anche di coagulo, anche di esperienze. Il fatto che sia di norma, no, io penso questo. Secondo cosa, ci deve essere a mio avviso un elemento minimo per creare comunità. Cioè la legge Iaco prevedeva, no, ma anche in altre regioni l'hanno fatto, i 5.000 abitanti o i 4 comuni, perché questo di fatto il rischio della conterminità comporta cosa? Che ci potrebbero essere comunità che si formano sopra motivi di carattere politico, di consonanza politica, che magari hanno una durata del periodo amministrativo per dopo cambiare. Allora il fatto invece di obbligare, fra virgolette, è chiaro che la non obbligatorietà è un elemento che fa presa, assessore, questo non ce lo nascondiamo, no? Io sono libero di fare, no? Però dico alcuni paletti che permettano anche, no, di ragionare insieme e di condividere alcune cose, io penso che vada fatto. L'altro problema che io le pongo, ma che l'ha fatto prima Paluzza, il problema dei segretari comunali è un problema che dovete affrontare. E lo ribadisce anche lei. Chiudiamo con Carli. Allora, giusto per chiarirci, i complimenti che ho fatto prima all'assessore erano solo perché io al posto suo mi sarei fermato all'eliminazione dell'obbligatorietà alla partecipazione delle UTI, non sarei andato oltre. A parte questo, sulla zona montana c'è un'obbligatorietà a partecipare ad una comunità unita però ad una libertà nell'adesione alle funzioni, ai servizi. Io credo che questo sia un motivo un po' di confusione, perché anche il fatto di partecipare o tutti o nessuno ad una certa funzione rappresenti un elemento importante per dare sviluppo. Quindi questa geometria variabile non la trovo positiva. Un altro aspetto, un'altra riflessione, rapidissimamente, si è parlato prima di FVG Strade. Io credo che valga la pena tentare di fare una gestione a FVG Strade. Esiste già un ente, non credo che sia necessario un ente simile alle province per curare le strade provinciali. C'è stato un problema di passaggio di consegne. Se dovessimo ritornare a fare altri passaggi di consegne, c'è il grosso rischio di ritornare nel marasma. Allora, chiudiamo con l'assessore. Sì, partiamo dai segretari, però. Rispondo velocissimamente, penso. Ditemi quanto tempo ho, ma penso 2 di poter minuti al rispondere. massimo, al volo della sintesi. Allora, in sintesi, l'ente che viene a nascere, l'ente della Vasta che viene a nascere si occupa, abbiamo detto, di edilizia scolastica, quindi avrà prima di tutto tecnici che fanno lavori, quindi sì, può essere un service per il territorio, anche per esempio per i residui delle concertazioni passate che in questo momento sono fermi nelle UTI e che magari non riescono a essere affidate direttamente a un comune perché non è strutturato. E sicuramente sì, non va bene la centrale unica per i concorsi regionali, ma invece una centrale su base provinciale può essere sicuramente utile per i concorsi. Per quanto riguarda segretari, è un tema che viene sollevato spesso, ricordiamo anche che non è un tema di competenza regionale in questo momento, crediamo che lo Stato manchi in questo momento perché non ci fornisce, non fornisce ai sindaci un numero adeguato di segretari per poter gestire i propri comuni, quindi vogliamo intervenire noi, faremo dei provvedimenti sia d'urgenza per tamponare l'emergenza, ma con l'obiettivo, a mio avviso, di arrivare a una parziale regionalizzazione dei segretari, quindi per poter creare una nostra categoria, almeno per i piccoli comuni, che rappresentano i comuni sotto i 3.000 abitanti, il 60% dei comuni del Friuli Venezia Giulia, ma dobbiamo prendercela proprio perché lo Stato ha dimostrato di non essere in grado di dare delle risposte adeguate. Per quanto riguarda trasferimenti, i trasferimenti
aumenteranno i trasferimenti ai comuni, perché nel momento in cui vanno chiuse le UTI, i costi di funzionamento che oggi vanno alle UTI andranno in tasca ai comuni, che poi decideranno se utilizzarli nella comunità o tenerseli in tasca. Sui piccoli contributi alle associazioni, verissimo, sono transitati tutti in regione ed è una stupidaggine. Non so se valga la pena darli a tutti i comuni, perché nemmeno tutti i comuni sono in grado di poterli gestire poi. Faremo un ragionamento a proposito, sicuramente non devono stare in regione, quindi nella mia logica dovrebbero andare nell'ente d'area vasta perlomeno, perché io in comune a Trieste, nella mia esperienza, non ho mai visto delibere da 500 euro, oggi in regione li vedo, e questo è assolutamente allucinante. La confusione su Friuli, Venezia Giulia e strade c'è e non ci sarebbe il problema a tornare indietro, perché la grossa confusione sta nel fatto che in questo momento abbiamo persone che lavorano una a fianco all'altra con contratti diversi, datori di lavori diversi. È un casino che è stato creato e dobbiamo ereditare una situazione molto difficile, oltre al fatto che da un giorno all'altro hai deciso che un ente che prima si occupava di un tot numero di chilometri improvvisamente li raddoppia, con delle difficoltà tecniche impressionanti e con dei conti che sono stati fatti, che sono sballati, perché quando mi dici che prima c'erano 4 dirigenti che si occupavano delle strade, è un errore, perché in provincia il dirigente che si occupava delle strade era anche il dirigente dell'edilizia scolastica, era anche il dirigente della... È un errore, è una stupidaggine. La dimostrazione sta nel fatto che, conti alla mano, studio ancora epoca Illy, il chilometro di strade seguito dalla provincia costa meno rispetto al chilometro di strade come manutenzione seguito da altri enti più grandi, penso all'ANAS o a FVG Strade quanto è nata. Sindaco Martinez, non ricordo più cosa mi ha chiesto perché sono andato troppo veloce. I comuni con termini, sì, abbiamo già affrontato questo argomento. C'è una motivazione ben precisa, mi è arrivata una richiesta tra l'altro da una forza di opposizione in Consiglio regionale per mettere quel di norma perché c'era un'esigenza specifica. Io non sono contrario a quel di norma, anche perché penso che faccio una comunità per fare la polizia locale, se non sei con termine non può funzionare, ma faccio una comunità perché mi interessa fare il SUAP, l'ufficio personale, l'ufficio tributi e la ragioneria, essere con termine o meno non mi interessa un granché. Posso anche avere un comune in mezzo che mi taglia. Di comunità ne puoi fare una sola. Allora, spero di aver risposto a tutti. I temi saranno sicuramente ancora moltissimi, però insomma una prima anche occasione di confronto. È un DDL che rimane aperto fino all'ultimo giorno di Consiglio regionale ai contributi da parte di tutti. Un'ultimissima cosa mi permetto di dire, teniamoceli da conto questi sindaci, questi che sono qui e in generale tutti i sindaci. Anche perché sono propositivi, no? No, sì, ma fanno un grandissimo lavoro quotidianamente, se no poi finisce come all'ultima tornata elettorale che una ventina di comuni si è trovata con un unico candidato perché indennità. Chi ce lo fa fare? C'è anche la questione delle indennità. Una ventina di comuni con un unico candidato che hanno rischiato anche il commissariamento per il quorum. Insomma, Andreis dove non si è presentato proprio nessuno. È successo anche questo purtroppo nel territorio. Teneteli da conto. Va bene? Grazie allora all'assessore Roberti che è stato con noi, grazie a tutti i sindaci, buon lavoro a voi e ovviamente a tutti i sindaci del territorio, grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa, buonanotte. A mercoledì.